Ciao a tutti, 2 febbraio è il dì della seriuela, della candelora. Nell'altro video abbiamo già detto una circostanza che si verifica in questo giorno, cioè secondo la tradizione è l'ultimo giorno in cui viene esposto il presepe e poi lo si smonta, a parte coloro che c'è un uso di qualche persona che si tiene un presepio magari anche piccolo tutto l'anno, come dire che il Natale dovrebbe essere sempre con noi, però diciamo la tradizione popolare, ma ecclesiale comunque, è che appunto il presepio si può tenere fino a questo giorno perché è il giorno appunto della presentazione del Signore al Tempio, un tempo detto purificazione di Maria. De tutte le tradizioni che incollegai, anche di tutti i proverbi, noi abbiamo parlato di un video che ho fa 4 anni fa quasi, è il 7 di febbraio del 2021. Per passare poco tempo invece abbiamo 4 anni. Vabbè, questo qui è la candiera che ho tolto, tení insomma come segno di delusione, un altro l'ho pisata in gesa. Ecco, però rispetto alle cose che avevamo detto in quel video, che uno può andare a ripescare, ripeto, sul nostro canale, andate a cercare il 7 febbraio del 2021, attingendo sempre al vocabolario di Francesco Cherubini, due cose aggiungo, che parlando del candir, della candela, la candira o candila, candira della seriola, dice appunto il Cherubini, candela dipinta a vari colori con suvi l'immagine della Madonna che benedetta si dispensa il dì della candellaia o candelora. E infatti l'immagine che è su qui è proprio quella della Madonna con i bambini. E abitualmente le candele vengono poste appunto a disposizione della gente che può prendere dietro offerta in alcune ceste, e non so se questa è la definizione giusta, però qui sempre Cherubini dopo la seriola, combinazione in ordine alfabetico, viene quasi subito il termine cest, cioè il cesto scritto con la Z, e il cest di candil, specie di cesta tondeggiante, oblunga, ritagliata in una terza parte di sé per da capo, nella quale si pongono le candele che si stanno per accendere e distribuire a chi deve accompagnare processioni o simili. Quindi qui parla di candele, diciamo, destinate alle processioni. Quel banco dove si vengono distribuendo è detto il desco delle candele, lo cita il Vasari. E quindi un'altra, diciamo, un'aggiunta alla nostra conoscenza di questi usi ecclesiali ma anche popolari, per valorizzare questa festa, appunto, che è una festa della luce, perché come avevamo già spiegato in un altro video si rifà a delle tradizioni cristiane, ma anche per cristiani addirittura. Dunque, in quella della seriola e di proverbi due su un bes föra dell'inverno sen föra, ma se sorta ben forse si sente più se ben, quindi in altre regioni dice che se piove o tira vento all'inverno siamo dentro. In quel chi le bel tempo, su no se si ferma dell'inverno o no, dice che anche un po' d'acquetta, magari anche un quei fiori di neve che sta risanca bene, secondo me, perché gli è sempre bisogno, e d'altra parte se l'inverno deve fare sommestè, no? Come ogni fede fa sommestè, come abbiamo già detto citando questo proverbio, è giusto che anche l'inverno fa che so. Dunque, amo, buona festa della candelora a tutti. Ciao ciao!